No, bella, molto corposa. Sì. Sonda, quanti secoli di storia? 5 secoli. Diciamo 500.000. Anche l'incontro doveva tenersi in biblioteca, noi abbiamo avuto questa sala era segreta, quindi può essere che qualcuno arrivi in biblioteca deve scocciarsi. Sì, sì, è tutto bene. Niente. Buonasera a tutti, si sente? Non si sente? Ok. Stiamo aspettando che arrivino le ultime persone, perché sapete che questo incontro era programmato in biblioteca, invece l'abbiamo spostato qui, quindi c'è qualcuno che dalla biblioteca sta arrivando in questa sala. Ne approfitto per ricordarvi che tutti gli incontri della rassegna si tengono in questa sala, con l'eccezione dell'incontro del 17 di ottobre, che sapete che è un incontro un po' particolare, che abbiamo deciso di spostare nella sala conferenze della ditta Baxi, ex Smalterie, quindi sarà l'occasione per i bassanesi che non hanno mai messo piede, insomma, in quello stabilimento, di assistere a una conferenza in cui si parlerà di 100 anni di lavoro a Bassano, quindi dalle smalterie alla Baxi, all'interno di quello spazio, che è uno spazio molto importante con una storia lunga per la nostra città. Questa sera abbiamo ospite uno dei più grandi storici italiani, professore emerito di storia medievale all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci parlerà di un tema complesso, molto affascinante e che è anche vicino a noi, insomma, è la storia di Venezia, 500 anni di storia di Venezia. Il professor Gasparri ha dedicato la maggior parte dei suoi studi alla storia politica, sociale e istituzionale dell'Alto Medioevo, con particolare attenzione all'Italia longobarda, al periodo carolingio e alle origini appunto di Venezia. Si è occupato anche del tema delle identità etniche tra tarda antichità e medioevo e del rapporto tra storia, archeologia e antropologia. Autore di numerosi volumi e saggi, ha diretto importanti progetti di ricerca sull'Italia
alto medievale ed è stato presidente della Società Italiana degli Storici Medievisti. Tra le sue pubblicazioni, l'ultima, anzi la penultima, Le isole del rifugio, Venezia prima di Venezia, ed è l'argomento di questa sera. Quest'anno è uscito per Salerno Rituali di potere nell'Europa alto medievali, La corona ferrea e altre storie, ma ricordiamo anche Italia Longobarda del 2016, Tempi barbarici, l'Europa occidentale tra antichità e medioevo, Carocci 2012, e Voci dai secoli oscuri, un percorso nelle fonti dell'Alto Medioevo del 2017. Lascerei la parola al professore che terrà la sua relazione e poi alla fine, se ci saranno delle domande, è disponibile appunto a rispondere alle vostre curiosità. Bene, grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito al direttore. Sono qui per parlarvi appunto di un tema che è stato oggetto di questo libro che voi vedete qui esposto, che peraltro io ho scritto insieme a un collega archeologo, per cui il libro è composto di 2 parti che si parlano fra di loro, ma sono separate perché, diciamo, storici e archeologi lavorano in maniera diversa. Io lavoro in una dimensione diacronica di sviluppo nel tempo, gli archeologi lavorano più in maniera sistematica e quindi, diciamo, l'incrocio c'è, chi lo leggerà vedrà che ci parliamo reciprocamente, però abbiamo lavorato in parallelo. Quindi vi parlerò della prima parte di quel libro e il tema, vedete, è questo. I primi secoli sarebbe da intendere grosso modo il periodo 500-1000 d.C. È un periodo complicato e mi rendo conto che la maggiore difficoltà in questi casi è la presenza o meno, in genere la non presenza, di una idea generale del periodo che consenta di inserire un tema così complicato di per sé su uno sfondo noto. Io cercherò, diciamo, di fare riferimento il più possibile alle condizioni generali e spero di essere chiaro, poi questo lo vedremo andando avanti. Allora, questo è un mosaico di San Pietro di Castello. Allora, primo tema è propriamente le origini della città e del ducato, perché, diciamo, il primo paradosso studiando Venezia alto medievale è che tutta la prima parte, buona parte tra l'altro di questi 500 anni, Venezia non c'è, cioè studiamo Venezia che ancora non c'è, che si forma in 500 anni. Quindi questo è un paradosso, se vogliamo, studiare una città che ancora non c'è. Il secondo paradosso è che il periodo in cui si forma Venezia, appunto a partire dal 500 grosso modo d.C., è il periodo in cui le città sono in crisi normalmente, quindi alcune scompaiono, altre diminuiscono la popolazione, quindi c'è una crisi del tessuto urbano e invece nasce una città nuova, quindi in controtendenza, no? Sono 2 paradossi abbastanza interessanti. Allora, come storici noi lavoriamo sulle fonti prevalentemente scritte, anche se non solo naturalmente quelle archeologiche che teniamo presenti. Allora, la situazione dell'antica storia di Venezia è un po' disarmante. Queste che io ho indicato qui sono le fonti interne, poi naturalmente ci sono delle fonti esterne che parlano anche di Venezia, però sono poche, pochissime. E Venezia cosa ci produce? Dal punto di vista, diciamo, della documentazione d'archivio, che è quella fondamentale, no? Perché da una parte ci fa capire qual è l'attività del potere pubblico, dell'amministrazione, diciamo così, dall'altra ci può far capire anche quello che fa, diciamo, la gente normale nella sua vita quotidiana. Beh, i documenti praticamente non ci sono in questo periodo. Vedete, il primo dell'819 e fino al 900 ci sono 4 documenti, poi ce n'è una decina, non di più, fino al 1000. Perché questo? Cioè, in generale la situazione delle fonti è disastrosa per l'Alto Medioevo sempre. Nel caso di Venezia la cosa è più grave perché a Venezia si usa il papiro. Cioè si continua a usare il papiro più a lungo che altrove. Per esempio anche a Ravenna è la stessa cosa, però Ravenna per esempio ci ha lasciato un bel po' di papiri altomedievali e Venezia invece no. Questi documenti che voi vedete sono originariamente in papiro, ma poi copiati, se no non sarebbero arrivati, perché non si conserva il papiro bene nel nostro clima, no? E poi abbiamo, accanto a questo, abbiamo questa grande fonte narrativa molto bella, che è anonima, anche se
anche senza titolo peraltro, il titolo è stato dato all'ultimo editore, ma è un titolo attendibile, Storia dei Venetici, Storia dei Veneziani, e che è attribuita a questo signore Giovanni Diacono, che intorno al 1000 era un collaboratore del Doge di Venezia, e quindi era informato in qualche maniera delle cose che erano successe in passato. Praticamente questo è il quadro di base su cui uno comincia a ragionare su queste cose qua. Qual è un'altra difficoltà grossa che come storici ci troviamo? È che se ci sono pochissime notizie storiche attendibili, invece c'è una quantità di leggende, di miti su Venezia che è incredibile. Miti che si cominciano a formare praticamente verso la fine del periodo che io sto trattando, intorno al IX-X secolo, e poi continuano a arricchirsi nel corso del tempo fino ad arrivare, diciamo, a quello che è il canone proprio del mito, che è stato diciamo messo per iscritto da questo medico padovano, Jacopo Dondi, che lavorava per la Serenissima, e che appunto racconta la storia addirittura dei consoli padovani che sarebbero, diciamo, si sarebbero rifugiati in laguna con tutta la popolazione nel 421, fondando Venezia. Infatti anche qualche anno fa è stata ricordata questa data, che è una data naturalmente senza nessun significato né senso. In generale i contenuti di questi miti sono appunto la fuga delle popolazioni verso la laguna, inseguiti dai barbari, che possono variare nel corso del tempo. Di solito è Attila con gli Unni, ma sono anche i Longobardi, e in qualche caso una volta anche i Goti. Insomma, voglio dire, la fantasia non ha limiti. Fuga delle popolazioni guidate dai vescovi di solito. Questa è l'idea, ed è un'idea totalmente falsa, naturalmente. Però si è radicata molto profondamente. Ancora oggi nelle storie popolari su Venezia c'è sempre, magari non c'è il 421 dei consoli padovani, ma è data la fuga, eccetera. L'altro contenuto è quello del mito, è quello di rivendicare la nascita in laguna di insediamenti nuovi, totalmente nuovi, privi di vincoli, con qualsiasi potere di qualsiasi tipo, e quindi liberi e autonomi fin dall'inizio. E di questa libertà fin dall'inizio il personaggio, diciamo, più rappresentativo è quello che sempre nelle varie leggende è identificato come il primo doge, il primo duca, Paulicio, che sarebbe stato eletto nel 713. Questa storia è raccontata appunto da Giovanni Diacono per la prima volta, che è quello di cui vi parlavo prima, quella cronaca di cui vi parlavo prima. Perché tutta questa cosa, questa costruzione complicata si forma, no? Poi dopo, vabbè, nel corso del tempo diventa molto più ricca, eccetera, ma nel nucleo, no? Questi sono gli elementi del mito veneziano. Ma diciamo è qualcosa che nasce dall'esigenza della classe dirigente veneziana, partire da quando Venezia comincia a essere abbastanza ricca e importante, quindi alla fine del periodo considerato, diciamo intorno al 1000, poco prima del 1000, di costruirsi delle origini nobili significative, perché appunto questa città, che non era una città antica, non c'aveva una fondazione antica, non si capisce quando era nata, che cos'era, voglio dire. Quindi la necessità di nobilitare le origini fa sì che si cominciano a inventare queste storie. Oltretutto c'è l'esigenza di dire, da una parte, noi siamo fin dall'inizio liberi da qualunque ingerenza di poteri forti, diciamo, della terraferma, o addirittura anche dell'Oriente, no? Siamo da sempre, diciamo, indipendenti, anche se è un concetto complicato per questo periodo. Questo elemento, e quindi anche Paulicio è un duca eletto dai veneziani senza nessun rapporto con autorità esterne, no? Totalmente falso, come vedremo, ma comunque questa è l'idea. Inoltre questo fatto della fuga delle popolazioni veneziane con i vescovi, eccetera, fa sì che diciamo implica una possibile rivendicazione
di Venezia sulla terraferma, cioè per quella è la terra nostra, veniamo da lì, i nostri vescovi, quindi in realtà le diocesi dipendono da noi. Molti vescovi della Laguna per molto tempo ebbero il titolo invece di episcopati della terraferma per rivendicare questi diritti. Insomma, è da una parte rivendicazione di diritti sulla terraferma, esigenza di essere liberi e autonomi e volontà di nobilitare le origini. Ecco, questi sono gli elementi che confluiscono e permettono la formazione di questo mito. La prima volta che questo mito è raccontato da un imperatore bizantino, Costantino VII Porfirogenito, che nel suo libro sull'amministrazione dell'impero racconta questa storia. Chiaramente gliel'avevano raccontata a loro volta dei mercanti veneziani che erano a Costantinopoli. Questo è un po'. Quindi noi dobbiamo mettere questi miti, prenderli e metterli via, se vogliamo cercare di capire un po', non dico quello che era successo, ma più o meno. Allora, che cos'era Venezia originariamente? Era una regione del tardo impero romano, molto ampia, che ha cambiato vari nomi. Alla fine, nel III-IV secolo, all'età di Diocleziano, era una regione che andava dall'Adda a occidente, tra l'altro è un confine che poi tornerà nello Stato veneziano, molto curiosamente, tanti secoli dopo, e a est l'Istria. Questa era una grande regione. Allora, questa situazione territoriale è sconvolta dalle invasioni barbariche e in particolare dall'invasione dei Longobardi. Quindi dovete cercare un momento di pensare a questo nuovo protagonista che arriva in Italia e che con la sua conquista di buona parte del settentrione sconvolge questo equilibrio territoriale. Allora, per farvi vedere quello un po' che succede, c'è questa bellissima e molto famosa testimonianza di Paolo Diacono. Paolo Diacono è il più grande storico dei Longobardi, autore di una delle cronache, la storia dei Longobardi più famosa dell'intero Medioevo, più copiata, più nota, eccetera. E lui ci racconta l'arrivo appunto dei Longobardi in Italia, che diciamo dalle Alpi Giulie, quindi dall'est, entrano in Italia, penetrano nel Veneto, prima di tutto, poi Lombardia e poi andranno avanti. E fonderanno un regno che durerà 200 anni. Il re che li guida è Alboino, l'anno è quello, e lui dice che il re conquistò una serie di città della Venezia, appunto, di questa regione Venezia. Vicenza e Verona, tranne Padova, Monselice e Mantova, che saranno prese poi più tardi. A questo punto dice Paolo, la Venezia, infatti, non comprende solo le poche isole che ora chiamiamo Venezia, ma i suoi confini vanno dalla Pannonia fino al fiume Adda. Che vuol dire ora? Vuol dire quando lui scrive, e lui scrive all'età di Carlomagno, per dare un riferimento famoso, diciamo un po' prima dell'anno 800. Allora, questo significa che la Venezia tardo-antica, quella grande regione, all'epoca di Alboino era ancora tale, una grande regione. Nel corso dei secoli del Regno Longobardo, invece, fino all'età di Carlomagno, diventa poche isole. Quindi il passaggio dalla Venezia regione alla Venezia laguna, Venezia lagunare, non Venezia città, attenzione, non ancora città, Venezia lagunare, avviene in questo periodo. Lui si confonde, dice la Pannonia, perché confonde la parola Istria con Ister, che sarebbe il Danubio, insomma, non ha importanza, è dall'Adda all'Istria, va bene? Quindi questo è interessante perché ci dà l'idea del momento in cui questo diciamo, regime territoriale tardo-romano finisce, sostituito da una realtà differente, che è quella di un'Italia in cui si confrontano, da questo momento in poi, i Longobardi che arrivano, fondano un regno che non comprende però poi tutta quanta l'Italia, e d'altra parte c'è la resistenza da parte di chi? L'Italia faceva ancora parte dell'impero, sia pure dell'impero che aveva oramai il suo centro a Costantinopoli, quello che chiamiamo l'impero bizantino, loro lo chiamavano impero romano, ma insomma noi lo chiamiamo bizantino per semplificare, no?
Quindi l'Italia faceva parte dell'impero bizantino, buona parte viene conquistata dai Longobardi, una parte resiste. E quindi nel periodo che si apre adesso assistiamo a questi due attori, diciamo il regno longobardo e le terre bizantine, all'interno delle quali è inserita la Venezia lagunare. Io spero che voi riusciate un po' a seguire questo discorso generale. Facciamo una parentesi al discorso, diciamo, dell'evoluzione politica. Noi non sappiamo come funzionava la vita e la società veneziana di questo periodo, perché appunto le fonti non ce le abbiamo, cioè le fonti d'archivio non possiamo inventarci, no? L'archeologia ci dà delle informazioni, sì, però l'archeologia urbana in generale e a Venezia in particolare ha delle grandissime difficoltà, insomma, essendoci Venezia non si può scavare tanto, no? Non possiamo, se Venezia fosse abbandonata sarebbe facile scavare, per fortuna non lo è e quindi non si può scavare più di tanto, però da qualche cosa viene fuori nell'area marciana, sono scavate alcune realtà in alcune isole, e poi abbiamo questa curiosa informazione che ci viene da una lettera di questo funzionario pubblico, diciamo di età precedente all'arrivo dei Longobardi, Cassiodoro, il quale ci racconta, scrive una lettera dei funzionari locali in cui chiede il loro aiuto per il trasporto di derrate, eccetera, e esalta con molta retorica le abilità di questi abitanti della laguna e descrive queste case che sono continuamente sommerse dalle acque, che sono in legno, ma hanno soprattutto una base che tende a diciamo, consolidare quella che è la mobile sabbia della laguna, hanno le case, scusate, non le case, le barche legate davanti alle case come altri tengono i cavalli legati davanti alle case, si occupano di pesca, sono molto semplice sembrerebbe, si occupano di pesca, commerciano il sale. Sono informazioni abbastanza attendibili. Periodicamente le case sono ricoperte dall'acqua, cioè l'acqua alta, diciamo così, era già evidente. E quindi è interessante, è retorico, è falso. Poi però abbiamo questa bella illustrazione del codice marciano che proprio ci riporta esattamente a questo stesso discorso. E quindi probabilmente diciamo nell'antica laguna non c'erano costruzioni in pietra, no? La laguna era sempre stata abitata anche in età romana, non c'erano costruzioni in pietra e le case erano molto fragili e l'economia era molto, molto limitata. Però questo diciamo è il punto di partenza, se volete. Però appunto che cosa succede in questo periodo? Allora, vi dicevo che in Italia per un paio di secoli si confrontano queste due realtà. Quella più scura sarebbe il regno longobardo, che poi in realtà diventa anche più grande, ma insomma questo non ci interessa adesso. La parte più chiara invece sono le terre rimaste in mano ai bizantini, cioè l'Italia bizantina o l'Italia romana se volete. E nel nord-est c'è l'area lagunare. Come si organizzano per resistere all'invasione longobarda e alla pressione, perché questo regno diventa sempre più ampio, no? La pressione militare dei Longobardi, ovviamente i bizantini si organizzano in senso militare anche loro. No? Quindi la struttura di governo è una struttura che si chiama esarcato, che ha la sua base a Ravenna, in contatto facile con Costantinopoli. L'esarca è un funzionario militare, è un comandante militare, e da lui dipendono le realtà locali, a Venezia, a Roma, a Napoli, sulla costa marchigiana, la cosiddetta Pentapoli, e sono tutte realtà che si organizzano in unità più piccole, che sono i ducati. Il duca era a sua volta un ufficiale comandante delle truppe. Un dux in latino, naturalmente, duca in italiano. Quindi la laguna rappresenta il ducato veneziano sottoposto all'esarca di Ravenna ed è una struttura
militare difensiva. Allora, che cosa succede però? La presenza di questo che diventa un comando militare molto importante, perché da questo dipende tutto il controllo, diciamo, dell'Adriatico settentrionale, crea, diciamo, una serie di possibilità nuove. Cioè la leggenda della fuga delle popolazioni è falsa, ma è evidente che la presenza del comando militare bizantino in laguna o vicino alla laguna provoca un addensamento di popolazione, perché questa gente dà opportunità di lavoro, no? di commercio. Arrivano i soldati, arrivano in questo periodo dall'Oriente, quindi sono tutte persone che arrivano dall'Oriente, molti di questi si consolidano, si fissano sul territorio, si sposano magari, acquistano terreni e quindi in qualche maniera la società diventa più ricca e più gente viene attirata da questo, diventa un centro di attrazione forte, no? Quindi quella scarsa popolazione originaria della laguna diventa invece sempre più importante, perché diciamo, il ducato è un elemento forte, diciamo, del sistema difensivo bizantino di questo periodo. Quindi la mia opinione è che all'inizio l'importanza di Venezia e le basi iniziali della sua crescita non siano commerciali, ma militari, nel senso che è un centro militare. Certo, commerciavano il sale, il commercio del sale è il commercio più elementare che ci sia, quindi non implica un livello di commercializzazione particolarmente elevato. Comunque, su questo dobbiamo tornare. Scusate, io vado un po' troppo. Vabbè. Una bella testimonianza ci viene da Torcello. Allora, c'è da dire una cosa. In questo periodo, appunto, abbiamo una Venezia lagunare, che vuol dire che c'è una pluralità di centri sulle varie isole oppure sui bordi della laguna. Cittanova, Torcello, Malamocco, Rialto stesso, Olivolo, tutti i nomi, e potremmo continuare, eccetera, eccetera. Centri che sono probabilmente anche rivali fra di loro, anche se non lo sappiamo molto bene, ma possiamo pensare che ci fosse anche una lotta politica per la supremazia. Da Torcello, che era molto importante nella fase iniziale, viene da questa chiesa di 11-12, questa che vedete, ma la chiesa fu fondata invece nel 639. E di questa chiesa è rimasta un'epigrafe miracolosamente, che è stata trovata in pezzi durante dei lavori di restauro, è stata recuperata questa bruttissima foto. Non vi preoccupate, il testo è questo qua, e ve lo racconto io. È un testo in cui si fonda la chiesa di Santa Maria Madre di Dio, per ordine, come dice qua la quinta riga, per ordine del patrizio Isacio Esarca, quindi l'esarca di Ravenna in persona o è presente o è interessato a quello che succede a Venezia, è stata conferma dell'importanza militare di Venezia, e fu dedicata per i meriti suoi e dell'esercito. Quindi l'unica realtà sociale che emerge da questa epigrafe è l'esercito, ancora una volta. Isacio è il patrizio che più ha combattuto contro i re longobardi, contro i re Rotari, ed è anche probabilmente morto in battaglia contro Rotari per cercare di fermarlo nella sua spinta verso est. Inoltre dice che la chiesa fu costruita dalle fondamenta da questo Maurizio, che qui è chiamato con un titolo latino, ma in realtà Magister Militum vuol dire duca, sostanzialmente. Glorioso duca, potremmo dire, della provincia di Venezia. Vedete, provincia, non città. Ancora viene chiamata provincia o ducato, a seconda non c'è una città di Venezia. Residente in questo suo luogo, il che vuol dire che Maurizio, che magari probabilmente veniva dall'Oriente, perché in questo periodo 639 doveva venire dall'Oriente, però risiedeva in questo luogo, probabilmente aveva acquisito delle terre in questo luogo, con la consacrazione del vescovo Mauro di Torcello. Quindi c'è un vescovo, c'è un comandante militare residente nel luogo, c'è un esarca sullo sfondo. Questa è una realtà di una società militare costruita per difendersi dalla spinta, diciamo, longobarda. Andiamo avanti. Quindi questo Maurizio e altri di cui ci parla
poi Giovanni Diacono in maniera così un po' forse anche fantasiosa, sono comunque personaggi che vengono nominati da Bisanzio, forse tramite l'esarca, ma insomma comunque nominati dalle autorità bizantine. Una cosa interessante è quello che succede intorno appunto all'VIII secolo, eccetera, quando c'è una grave crisi che colpisce l'Italia bizantina. Gli imperatori di Bisanzio sostengono una posizione eretica secondo la quale le immagini dei santi sono diciamo diaboliche e vanno abolite, la cosiddetta iconoclastia. Il Papa Gregorio II si rifiuta e la cosa interessante è che gli eserciti diciamo italici bizantini si schierano con il Papa contro l'imperatore e allora dice questa fonte, che è una fonte romana, dice tutti in Italia restano ovunque duchi per loro stessi. In questo momento quindi c'è una prima rottura di questo schema, diciamo, di difesa, di dipendenza da Bisanzio, e forse ci sono dei duchi eletti autonomamente dagli eserciti locali, non dalle popolazioni locali. E a quanto pare anche quello delle Venezie dovrebbe essere stato eletto in maniera autonoma. Quindi questo è, diciamo, nella storia più antica di Venezia, questo è un elemento interessante, cioè potrebbe essere quello che indica un primo distacco, un primo elemento di autonomia. Poi le cose non sono così semplici, non è che da questo momento in poi, diciamo, Venezia è autonoma e indipendente, no, però vuol dire che c'è una grande crisi dell'Italia bizantina che si sgretola praticamente, e all'interno di questo sgretolamento emergono delle autonomie locali. È ben possibile che a questo punto i duchi e anche buona parte dell'esercito fosse reclutato localmente. Quindi questo è un momento un po' di svolta abbastanza importante. Un momento in cui tra l'altro la pressione sulla Venezia è molto, molto scarsa, la pressione dei Longobardi è su Ravenna e quindi Venezia, diciamo, è abbastanza tranquilla in questo periodo. Questo è quello che ci lascia il periodo longobardo. Andiamo avanti, poi parlarvi del commercio alla fine. Due cose sull'inquadramento generale dei Carolingi e poi vedremo gli inizi della città. All'età di Carlo Magno, quindi diciamo intorno all'anno 800, un po' prima dell'Ottocento, l'Italia è conquistata dai Franchi e entra a far parte di questo grande impero di Carlo Magno. C'è addirittura un momento in cui, effimero, in cui i Franchi si impadroniscono della laguna, ma probabilmente non dura, perché che cosa succede? Che l'arrivo dei Franchi provoca la reazione dei Bizantini e abbiamo questo periodo di grande scontro tra i due imperi. La pace di Aquisgrana, e poi diciamo l'ultima pace di cui vi parlerò, la pace di Aquisgrana è importante nella storia veneziana perché è il momento in cui la grande conquista di Carlo Magno si arresta ai margini della laguna e la laguna rimane all'interno del mondo bizantino. Però in equilibrio, perché in realtà l'influenza della terraferma che fa parte dell'impero carolingio è molto forte. Quindi diciamo da questo momento in poi Venezia, dipendente formalmente ancora da Bisanzio, che però insomma non ha tanta forza di intervenire in Italia, è molto collegata al mondo franco, acquisterà diciamo una capacità di manovra amplissima sia a Oriente che a Occidente. Rispetto all'età longobarda, che era un regno limitato all'Italia, qui abbiamo diciamo un impero che comprendeva tutta la Francia, la Germania, la Spagna settentrionale, cioè, quindi un'area molto importante in cui si poteva diciamo, svolgere l'attività dei veneziani. E allora a questo punto cominciamo a parlare di qualcosa di più concreto rispetto a Venezia. Infatti in questo periodo qui, proprio negli anni della pace di Aquisgrana, sappiamo che i veneziani trasferirono sull'isola di Rialto la sede del ducato ed elessero a questa carica un uomo nominato Agnello che costruì il palazzo che esiste ancora oggi. Questa è una ricostruzione che è stata fatta dai miei colleghi del laboratorio di archeologia, comunque abbastanza attendibile.
ci fa vedere queste case col tetto di paglia, con l'alzato in legno, con la base, diciamo, probabilmente di argilla battuta per i piani di calpestio, e le uniche costruzioni, le prime costruzioni in pietra che appaiono in laguna sono la chiesa, di cui adesso parleremo, la cappella del palazzo e il palazzo stesso, a destra. Ah, ok, d'accordo. Non è nata Venezia, però in questo momento, da questo momento in poi, nella contesa, diciamo, tra le varie isole, le vari centri, eccetera, sicuramente noi veniamo a sapere da questa storia, veniamo a sapere che Rialto ha preso la prevalenza. Rialto è il nucleo primo della città di Venezia, che in tutto il Medioevo si chiamerà sempre Civitas Rivoalti, città di Rialto, mentre Venezia sarà sempre lo Stato veneziano. Si comincia a costruire anche San Pietro sull'isola di Olivolo, che è la chiesa vescovile più vicina a Rialto, quindi c'è il palazzo, la chiesa del palazzo, adesso vedremo perché, e la chiesa vescovile, cioè un nucleo intorno al quale si costruisce una prima realtà demica significativa. I duchi fondano, no, ho scritto qua, no, ho sbagliato l'ordine, vabbè, comunque. I duchi fondano una serie di monasteri, uno è questo di Sant'Ilario, di cui ci sono questi mosaici che sono conservati nel Museo Archeologico di Venezia, ma la cosa va inquadrata così, devo fare prima questo e poi quello. Allora, Agnello avevo detto, Agnello fa parte della prima dinastia ducale veneziana, i cosiddetti particiaci, partecipazzi, insomma, tanto sono nomi probabilmente un po' anche inventati, credo. Comunque è una prima dinastia. La dinastia si afferma con difficoltà a Venezia. Questi duchi, di cui poco sappiamo nel periodo precedente, hanno fatto quasi tutti una pessima fine, tutti quanti morti oppure accecati, deposti con violenza, eccetera. Non c'erano regole molto, molto chiare e precise di successione, no? Quindi il tentativo di dinastizzare la carica è quello per stabilizzare la situazione. Allora, questa prima dinastia, appunto Agnello, quello che costruisce il palazzo, il figlio Giustiniano invece costruisce monasteri. Questo che vedete è la cripta di San Zaccaria, la cripta di IX secolo, che è sommersa in parte dall'acqua, e costruisce appunto Sant'Ilario, di cui abbiamo visto prima i mosaici, e soprattutto quello che succede durante il ducato del figlio di Agnello, Giustiniano, è l'arrivo delle reliquie di San Marco. Poi vi parlerò anche dopo dal punto di vista del commercio. L'arrivo delle reliquie, le reliquie sono accolte dal vescovo di Olivolo, ma le reliquie sono prese dal duca e portate nel palazzo, e il duca costruisce una cappella e poi costruisce la chiesa accanto al palazzo, perché il culto di San Marco è un culto che è gestito non dal vescovo, non dal patriarca di grado, ma è gestito dal duca. È un culto, diciamo, di Stato. Fin dall'inizio, la grande differenza, che so, col culto di San Pietro a Roma, di San Pollinare a Ravenna, eccetera, che a Venezia è il duca che controlla questo culto, che diventa un fatto identitario, quello che mancava, diciamo, di identità veneziana, che si costruisce intorno a San Marco. Quindi l'elemento, diciamo, identitario si aggiunge alla realtà della costruzione dei monasteri. Costruire monasteri vuol dire che ci sono delle ricchezze per costruirli, no? Vuol dire che c'è una base che comincia a essere importante, almeno da parte dei duchi e dell'aristocrazia c'è la possibilità di investire, no? Infatti, per esempio, Giustiniano nel suo testamento dirà che appunto dalle sue terre bisogna prendere le pietre, i laterizi per finire di costruire la chiesa, quindi lui è anche un proprietario terriero importante, Quindi insomma, c'è un certo livello di ricchezza che noi percepiamo che sta crescendo all'interno dell'area veneziana. Scusate, vabbè. Questi duchi
No, una cosa che mi interessa molto, forse gli altri magari meno, mi sembra molto significativo, è che si comincia a strutturare anche una realtà statale, insomma, di istituzioni stabili, no? Per esempio, siamo sempre in età carolingia, no? In questo periodo. Nell'887 per la prima volta vediamo le insegne ducali. Non avevo nessuna notizia prima, no? Dice che i Venetici elessero Duca Pietro, di cognome Candiano, nella sua casa, quindi questi Venetici sono un'assemblea, sì, ma non deve essere tanti se stanno dentro la casa, se poi una casa grande, una domus, insomma, vuol dire che l'assemblea in questo periodo è un pochino ristretta, non ci stupisce. Dopodiché è interessante perché il vecchio duca, Giovanni, che in questo caso non è morto e non è stato ammazzato, ma era malato e quindi si dimette, convoca il nuovo duca a palazzo e gli consegna appunto le insegne ducali che noi vediamo per la prima volta. La spada, quindi potere esecutivo, diciamo, se vogliamo, lo scettro, scusate, il potere militare, scusate, lo scettro, potere esecutivo, insomma, in qualche maniera, e il seggio, e la sedia, il sedile, il sedile, cioè il potere giudiziario. È molto interessante perché la spada è qualcosa che anche lo scettro, che troviamo per esempio anche nel mondo carolingio, i conti hanno queste insegne di potere. Il sedile invece è qualcosa di origine romana, no? I magistrati romani avevano il sedile, si sedevano e facevano giustizia, no? Quindi queste insegne sono miste, diciamo, di influenza di terraferma e di bizantina, romana, Cioè, c'è un po' tutta la realtà di Venezia in questo. Per poi arrivare alla prima descrizione di un'elezione ducale, bisogna arrivare addirittura al 1071, quindi ci vuole moltissimo tempo, una bellissima descrizione, non me la posso adesso raccontare, ma per dire che è così lenta l'affermazione di queste realtà istituzionali così in realtà importanti, e noi le conosciamo con molta difficoltà. Che questa figura cominciasse a essere significativa ce lo prova anche un ritrovamento casuale. Molto spesso appunto l'archeologia di questo periodo è anche questione di fortuna. Negli anni 50 del secolo scorso, come si chiama? Ad Altino, vicino ad Altino, è stato trovato questo che è una matrice, un sigillo aureo di questo Pietro Tradonico, che è un duca appunto della metà del secolo IX, che è un manufatto di altissimo livello artistico, probabilmente di imitazione forse di carolingia, con due immagini, due figure che forse fanno riferimento al tentativo di istituire una correggenza per poter in anticipo stabilire il successore, ma comunque non lo sappiamo. In ogni caso è un oggetto di altissimo livello ed è soprattutto poi un sigillo, che vuol dire che c'era una cancelleria che faceva documenti ai quali si apponevano i sigilli. Perché la presenza del palazzo vuol dire che inizia anche un archivio dei documenti. Non a caso, infatti, il primo documento è dell'819, ho detto all'inizio di questa conferenza, che proprio sono gli anni della formazione del palazzo. Quindi questo vuol dire che insomma la figura del duca comincia a acquistare una sua stabilità più significativa. Per dire, se vogliamo simbolicamente toglierci il gusto di dire quando nasce Venezia, quando è nata Venezia, potremmo dire, ma nell'anno 900 succede una cosa interessante. Nell'anno 900 c'è uno degli ultimi attacchi, diciamo, a Venezia direttamente da parte di nemici esterni. Ci sono gli Ungari, che in quel periodo, diciamo, infestavano l'Italia settentrionale, che con le loro barche arrivano a Venezia, vengono respinti. In occasione di questo evento, il duca di allora, questo Pietro Tribuno, fa costruire queste mura. Voi direte, ma insomma, queste mura non è che servono poi tanto, perché certo le navi, ma se venivano da terraferma, comunque sia, sono mura che andavano
a destra dall'isola di San Pietro e a sinistra il Canal Grande, che era sbarrato con una catena. Questo ce lo racconta sempre Giovanni Diacono, non ci sono prove materiali di questo muro. È probabile che questo muro avesse più che altro una funzione ideologica più che una funzione, diciamo, di difesa. Cioè non c'è una città che si possa chiamare tale se non ha le mura in questo periodo. Senza mura non c'è una città. Quindi l'idea che in fondo Rialto oramai sia davvero una città e questa sua realtà di città è sanzionata dalla costruzione delle mura. In particolare poi è evidente l'imitazione di Costantinopoli, perché a Costantinopoli c'era appunto anche lì una catena che sbarrava l'ingresso del Corno d'Oro. Quindi l'ingresso del Canal Grande anche era sbarrato per lo stesso motivo. È possibile che dentro il Canal Grande ci fosse il porto e addirittura forse il primo arsenale. Questa è un'ipotesi che mi sembra anche interessante. Allora, se avete ancora resistenza, insomma, vi parlerò un po' in quanto è possibile del commercio veneziano, per dirvi semplicemente che anche qui le cose sono un po' complicate all'inizio, naturalmente, e nella dimensione a noi più nota, più ovvia, quella della spinta, del collegamento con l'Oriente bizantino, vuol dire con l'Africa, noi vediamo effettivamente i veneziani attivi, ma dato il tipo di fonti che abbiamo, narrative, non c'è una testimonianza, diciamo, dell'attività, diciamo, quotidiana o periodica o normale di questi mercanti. Li vediamo sempre a fare delle cose praticamente strane, o meglio, mercanti di schiavi, ma questa è una testimonianza isolata. Probabilmente i veneziani erano mercanti di schiavi, ma probabilmente in età successiva. Questa è una testimonianza isolata. A Roma ci sono dei venetici che comprano gli schiavi per portarli in Africa e il Papa interviene che dice no, in Africa non va bene e quindi io li riscatto e li libero. Però è una testimonianza, una. Poi li vediamo a caccia di reliquie. Alessandria sarebbero le reliquie di San Marco. A Gerusalemme quelle di San Genesio, anche, non per i veneziani, però sono i mercanti veneziani che le prendono e le portano a un conte di terraferma. Quindi vediamo però questi personaggi che vanno a caccia di reliquie sono dei mercanti che vanno, ci dicono le fonti, vanno regolarmente lì, quindi conoscevano i posti, avevano i loro contatti e li utilizzano anche per portare le reliquie. Vediamo molto, molto disinvolti, per esempio i mercanti, quelli che portano le reliquie di San Marco, siccome sanno che non è facile portarle fuori perché sono i doganieri, diciamo, egiziani, allora cosa fanno? Le mettono sotto della carne di maiale, perché siccome il maiale fa orrore a questi musulmani, si ritirano, loro passano, cioè, molto disinvolti naturalmente, il maiale sulla San Marco, insomma, non è che sia il massimo. Quelli di Gerusalemme invece, lì un altro problema, per riuscire un po' a trafugarle, addirittura le spezzano le ossa per ridurre in diciamo, confezioni più piccole che possono passare inosservate. Quindi gente che evidentemente aveva un'abitudine a frequentare questi luoghi, molta disinvoltura, però ripeto, sono testimonianze molto così. E poi vabbè, da una serie di testamenti vediamo che per esempio il duca, quel duca Giustiniano che abbiamo visto così ricco, nel suo testamento dice io dono tutte le cose ai vari monasteri che ho fondato, questa è la mia ricchezza, dice poi se torna la nave che io ho fatto partire, allora aggiungerò una serie di moltissime migliaia di altre monete, di altri solidi, il che vuol dire che lui aveva mandato per se stesso, diciamo, era un mercante lui stesso, aveva mandato una sua nave in Oriente e così via. E vabbè, insomma, quindi abbiamo un po' di prova di questa loro presenza verso l'Oriente e l'Africa. Poi adesso questi ritrovamenti di monete molto, molto sparsi ci danno un po' una conferma del fatto che le monete sono una fonte tremenda, perché di molto difficile da utilizzare, però questi tesoretti che sono stati trovati, vedete uno a Piazza San Marco,
ben 400 dinari a San Lorenzo di Castello, peraltro perduti, e poi altri che sono stati trovati nella zona di San Tomà, dove forse c'era il primitivo arsenale. Quindi anche questo sono una prova dei rapporti con l'Oriente, insomma, il fatto che siano queste monete, eccetera. Ultimo tema è però, purtroppo è anche complicato, cercherò di semplificarlo al massimo, è che quello veneziano è un commercio di transito, cioè portano le cose da una parte all'altra, da Oriente a Occidente e viceversa. E allora la cosa interessante è che c'era evidentemente, contestualmente a questo movimento verso Oriente, c'era contestualmente un movimento dei mercanti veneziani lungo il bacino del Po e dei suoi affluenti. Le fonti sono, diciamo, mute nel periodo più antico. Abbiamo questo esempio curioso di Comacchio, che è un piccolissimo centro vicino al delta del Po, di area bizantina, e intorno, per il quale abbiamo una testimonianza che ci spiega che queste navi di questi comacchiesi portavano sale, pepe, olio e altre spezie. È probabile che questa testimonianza così esplicita per Comacchio sia applicabile anche a Venezia. Certo, questo è un punto interrogativo, ci vorrebbe una spiegazione di un'ora che vi risparmio. Però abbiamo delle testimonianze comunque, perché l'imperatore Lotario, imperatore carolingio, dice che consente ai venetici, ai veneziani, di viaggiare, attraversare i fiumi come vogliono, secondo l'antica consuetudine. Cioè vuol dire che nell'840 i veneziani percorrevano i fiumi padani e lo facevano da parecchio tempo. Per l'antica consuetudine questo è. Cioè lui conferma le consuetudini precedenti che non sono arrivate, ma evidentemente erano le stesse dei comacchiesi. E poi sappiamo che i veneziani avevano coniato delle monete, questa è una moneta franca, diciamo, il denarius è una moneta dell'impero franco, i veneziani se ne fanno una apposta per loro, leggermente più leggera, e qui appunto c'è scritto Ludovicus Imp, e dall'altra parte a destra c'è Vinecias, quindi è un denarius franco veneziano che serviva per commerciare con le terre franche, cioè quindi con l'Italia settentrionale, e al di là dell'Italia settentrionale commerciare anche con la Francia, con la franca e tedesca e germanica, insomma. Quindi è un'altra prova del fatto che anche a Oriente c'era. Del resto abbiamo questa bella fonte di Pavese che ci dice che i veneziani in questo periodo erano presenti a Pavia, che era la capitale del regno, e compravano derrate alimentari, e del resto dice questa gente non semina, non ara e non raccoglie. Una cosa che può fare è commerciare le merci dell'Oriente, portarle fino nell'Italia settentrionale a Pavia, e poi da lì riportare le derrate per alimentare la vita in laguna, no? Quindi questa realtà dei punti di transito tipica del commercio veneziano. Quasi finito, vedete la presenza delle navi veneziane, navi di Comacchio, in area lombarda. Sono navi che portano, navi veneziane nel porto di Mantova, portano che cosa? Pepe, cumino, lino, no? Le spezie dell'Oriente, accanto alle navi di Comacchio, che sono navi gemelle, eccetera. Lasciamo perdere i miti. Finisco con questo per dire che il commercio veneziano comincia a assumere una maggiore visibilità nelle fonti nel X secolo. Abbiamo questo vescovo di Cremona, che è un personaggio molto interessante, che era andato in ambasceria a Bisanzio e poi voleva contrabbandare una serie di merci nel 969, gliele bloccano, soprattutto gli bloccano i tessuti di porpora, no? Che non si potevano portare, perché la porpora era tipica degli imperatori. Allora lui si lamenta e dice: ma come, i veneziani le portano sempre, voi ve lo impedite. Evidentemente i veneziani facevano un po' di contrabbando, questo possiamo dire. Poi le altre merci, pure diciamo di lusso, ma che
che può portare, gli fanno pagare una serie di tasse su queste doganali, e lui dice: che vergogna, sono trattato come i veneziani, devo pagare le tasse, quindi io sono l'inviato dell'imperatore occidentale, devo pagare le tasse. Quindi vuol dire che i veneziani erano molto presenti. A un certo punto poi vuole scappare perché lo trattano malissimo, e vuole prendere una nave veneziana che stava per partire, glielo impediscono. Vuol dire che c'erano delle navi mercantili che continuamente facevano su e giù. Quindi è una testimonianza, ancora una volta, un po', diciamo, episodica, però molto significativa, no? Poi abbiamo la prova appunto che commerciassero gli schiavi, commerciassero in armi e legname, che sono dei divieti che sono dati dagli imperatori bizantini, ma che in realtà ci fanno capire che i veneziani quelle attività facevano già nel X secolo, cioè gli schiavi che venivano dalla penisola balcanica, armi e legname, che però erano, diciamo, merci sensibili, perché date ai saraceni potevano essere utilizzate per costruire le navi e poi per combattere. Quindi c'è un tentativo di regolamentare. Tutto questo discorso produce poi questo primo trattato con Bisanzio nel 992, che veramente è la conferma che, anche se noi l'abbiamo seguito poco, in realtà questo commercio è molto molto cresciuto, perché Bisanzio riconosce a Venezia la clausola più favorita, perché gli permette di entrare e uscire dal Corno d'Oro pagando una tassa doganale molto più bassa di quella che pagano gli altri. E vuol dire che Costantinopoli ha interesse a tirare le navi veneziane. E questo è quello che succede prima del 1000. Quello che sarebbe interessante, ma non ve ne parlerò adesso, è che dopo il 1000 finalmente a Venezia abbandonano il papiro e passano alla pergamena. E a questo punto, miracolosamente, subito dopo il 1000, 1010, 1020, inizia una serie di documenti impressionante per quantità e per diciamo, particolari, per il volume del commercio, la quantità delle navi e così via, che ci fanno capire che anche prima c'era, solo che il tipo di documentazione che si è perduto ci ha impedito di vederla, perché poteva essere che in 20 anni fosse creata una realtà commerciale così sviluppata, no? Quindi vuol dire che in tutto il X secolo, con queste poche fonti, qualche altra che ce n'è anche, stava crescendo una realtà commerciale che poi dopo il 1000 riusciamo finalmente a vedere con i documenti del commercio, e allora possiamo seguire bene la grande crescita del commercio veneziano. Mi fermo qua, grazie. Oh, io. Se ci sono domande, il professore è disponibile per qualche risposta. Sì, volevo chiederle come mai si sottovaluta, si passa sopra, diciamo, non si dà importanza al discorso di Altino. Perché vicino ai documenti che non abbiamo, è vero che non ci sono, me lo dice anche lei, no? Anzi me lo dice lei, però bisognerebbe tener conto anche degli reperti archeologici e di quello che si vede, cioè c'è una discrepanza tra il fatto che Venezia, Rivo Alto, siamo nell'800 grosso modo, e la costruzione di Santa Maria Assunta a Torcello e siamo nel 500 e rotti. C'è una differenza enorme. Cioè, io quando stavo lì, tutti mi dicevano, ho letto, altri hanno scritto, che moltissimi, per esempio, marmi, laterizi, eccetera, venivano trasportati proprio da Altino, perché Altino era una città molto florida e molto costruita, come si vede anche adesso, cioè i resti che ci sono ci fanno pensare, ci sono le tombe ma anche le strade, cioè
la strada in cui si trovava era una strada importante, e quindi che siano scappati verso Torcello è molto probabile, come dicono alcuni, tanto è vero che le costruzioni più importanti all'inizio sono là, non a Rivo Alto, non più avanti, sono proprio nella prima isola che si incontra dalla laguna di Torcello, cioè da Torcello andando verso la laguna è pochissima strada, in barca si fa anche presto. Questo volevo sottolineare. Poi basta, perché se no dico troppe cose. Sì, sì, certamente il legame, diciamo, Altino-Venezia è un legame tradizionale, però Altino nel V secolo decade fortemente e, diciamo, non c'è una continuità della città. A un certo punto la città decade e la sua storia in qualche maniera si interrompe. C'è un legame con Torcello sicuramente, ma il punto è l'idea della fuga, capito? Il fatto di questa fuga indiscriminata. Certamente c'è un progressivo spostamento in laguna, intorno alle nuove realtà che si creano lì, di quelle che erano invece le realtà di terraferma, così c'è Cittanova che poi decade, Altino che decade e altri centri che invece crescono in laguna. Però quello bisogna abbandonare l'idea romantica appunto della fuga, no? Sono queste stampe ottocentesche, si vedono queste barche con tutta la popolazione, il vescovo con lo stendardo, eccetera. Ecco, questa cosa qui è una cosa sbagliata. Certo che c'è un legame, un rapporto tra le due realtà. È ovvio che tra Altino e Torcello, se sono lì, è chiaro che c'è un legame, ma questo non si tratta di negare questo, no? La popolazione certamente veniva dalla terraferma. Dove veniva? Ripeto, si addensa in laguna, perché in laguna si crea una nuova realtà che è quella del Ducato bizantino, capito? Che prima non c'era, perché prima le realtà della Venezia non erano in laguna, le realtà importanti. In laguna c'erano queste cose che diceva Cassiodoro, i pescatori col sale e basta, insomma. Invece a questo punto diventano delle realtà significative e quindi la popolazione si addensa intorno alla ricerca di nuove possibilità, nuove opportunità. Questa è la realtà, no? Non le fughe indiscriminate che non sono mai state da nessuna parte, voglio dire, da nessuna parte. Questo è il discorso della fuga dei vescovi. È vero, qualche vescovo si trasferisce, quello di Grado soprattutto, quello di Cittanova, però voglio dire, in tanti altri casi, per esempio sappiamo, in Italia occidentale, per dire, il vescovo di Milano va a Genova scappando, poi ritorna indietro, poi si ricrea, cioè non c'è questa idea, è l'idea che c'è dietro, quella di una frattura da questa terraferma barbarica terrificante, questa fuga dei profughi in laguna. Questo è sbagliato, ecco. Questa è l'idea. Tutto qui. Delle date non ho capito il fatto delle date. Perché se lei prima mi ha fatto vedere, ed è vero, che Santa Maria Assunta siamo nel 568. 639. E invece di altro siamo già dopo l'800, dopo lo buttano giù, il palazzo, per esempio il palazzo ducale viene fatto e rifatto. Sì, certo. Più volte. Quindi non era subito lì il centro di Venezia non era dall'altra parte. Venezia non esisteva e quindi non stava da nessuna parte perché non c'era. E quello che ho detto, sì, che c'è una lunga fase di sesto, settimo, ottavo secolo di contrasto tra i vari centri. Un altro centro importante è Malamocco, per esempio, o Metamauco, come dir si voglia, di cui tra l'altro non sappiamo dove fosse, perché non è certo quella di oggi, la punta del Lido. Non sappiamo, si è inabissato nel XII secolo l'isola con un maremoto e non sappiamo dove era molto importante. In una certa fase i duchi sono eletti a Malamocco, per esempio, prima sono eletti a Cittanova. Quindi c'è una realtà di diversi centri in conflitto fra di loro. Noi non riusciamo a capire quali sono le radici di questi conflitti, no? Ci sono comunque, c'è una rivalità tra i vari centri che dopo 200 anni, 250 anni viene vinta da Rialto. Perché Rialto? Perché peraltro i partisiaci non sono di Rialto, perché loro avevano le terre dove c'è Sant'Ilario, che è il monastero, cosa non ho detto prima, che è a Dogaletto di Mira, quindi vicino Marghera, quindi verso il Brenta. Quindi si trasferiscono lì, cioè è una scelta che dipende da quello che succede in quell'anno lì, che è l'anno della pace di Aquisgrana. Probabilmente è uno spostamento anche pilotato dai bizantini, probabilmente. Però
Questo è ovviamente un punto interrogativo, però la coincidenza delle date fa pensare che forse sì. E comunque è una zona più protetta rispetto alla terraferma, perché è un pochino più lontana, abbastanza vicina alle bocche di porto, dato il fronte della laguna era diverso rispetto a quello di adesso. Insomma, ci sono tanti motivi per cui Rialto potesse essere scelta, però è una scelta politica che arriva dopo 200-300 anni di contrasto tra una pluralità di centri, questo sì. Vorrei chiedere, il nome Pietro Candiano fa pensare a Candia e Creta? Ci sono No, non credo. legami con la Non Grecità? credo proprio, non lo No, so, o comunque voglio dire, con... nessuno l'ha mai sostenuto. Comunque i Candiano sono la seconda dinastia più importante del periodo. Buongiorno. Si sa qualcosa su qual è lo stato demografico della zona lagunare o comunque dell'entroterra dell'attuale Veneto nel momento in cui comincia a consolidarsi il popolamento nella laguna e nel periodo di arrivo dei Longobardi? No, direi che questo non si può dire. Quello che noi possiamo cogliere semplicemente è un aumento appunto di popolazione. Per esempio, a un certo punto sappiamo che ci sono delle bonifiche che vengono fatte nella zona di Dorsoduro, che appunto Dorsoduro indica appunto una zona bonificata, che significa che la popolazione è in crescita. Questo sempre in età carolingia del IX secolo. Però diciamo numeri non li possiamo dire, non li possiamo sostenere. A proposito del discorso dei vari centri, cioè un'isola che ho un po' trascurato, cercando di andare un po' più veloce, è quella dell'isola di San Pietro, ovvero Olivolo, sulla quale abbiamo delle testimonianze archeologiche, in quel caso interessanti, che abbiamo un edificio di V secolo, V-VI secolo, VII sicuramente, e soprattutto sono stati trovati una serie di sigilli di funzionari bizantini di VII secolo, e quindi probabilmente in questa fase così antica, sì, Torcello c'era, Santa Maria Assunta c'era, però può essere che la base dei funzionari bizantini fosse a Olivolo, perché lì sono state trovate, è stato trovato anche una moneta di Eraclio, moneta d'oro di Eraclio, quindi anche quello è un altro centro, un'altra isola che ha una sua storia archeologica, in quel caso si riesce a ricostruire. Nel centro di Venezia poco si è scavato lì dove c'è oggi il Casino, cioè Cave Remin, sono state scavate una serie di edifici, appunto con la base, uno zoccolo diciamo di pietra e laterizi, poi probabilmente c'era l'alzato in legname, qualcosa è stato scavato, però poco perché naturalmente non si può andare più di tanto a Venezia. Un'altra cosa strana è questo divieto del commercio di armi legname nel Novecento. Quasi sappiamo per certo che tutti i palazzi che ci sono adesso a Venezia sono stati costruiti su pali buttati giù, non battendo con le batterie che hanno adesso, ma battendo a mano, buttati giù sotto la terra perché dovevano riportare il terreno. E sì, i palazzi sono stati costruiti. Ma questo è il divieto del commercio con i saraceni. Commercio con i saraceni. Sì. Noi abbiamo le prove del fatto della fluidazione del legname dalla terraferma verso Venezia per la costruzione. Questo abbiamo una testimonianza su questo. Però invece c'è la volontà da parte dei bizantini di tenere sotto controllo il commercio con i saraceni. Va bene, il legname si fanno le barche servono poi per anche atti di pirateria. In questo periodo, nel X i veneziani sono già, diciamo, all'attacco, ma nel secolo precedente ci sono una serie di scontri in cui i veneziani hanno sempre la peggio, quindi la situazione è molto, molto difficile. Il commercio degli schiavi anche, sì, è vietato, ma in realtà più che altro è regolamentato. Quindi sappiamo che queste attività c'erano, ma vengono ricondotte sotto un controllo per evitare che diventino pericolose in qualche caso. Ecco.
Bene. Possiamo andare? Non so se ci sono altre domande, altrimenti ringraziamo il professor Gasparri e lo invitiamo a prossimi incontri, magari a proseguire questa storia di Venezia dal 1000 in avanti. E l'appuntamento è per il 17 di ottobre. Grazie. Grazie.